tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati alla rubrica La partita della settimana. Ve l'avevo promesso che sarebbe stata una partita con tantissimi gol e così è, perché vi porto Verona-Bologna della stagione 2000-2001 terminata 5-4 per i veneti, per gli scaligeri, una partita abbastanza rocambolesca che contava tantissimo per il Verona, molto meno per il Bologna. Parliamo del 27 maggio del 2001, è la 32esima giornata del campionato 2000-2001, la terzultima di Serie A. Il Verona è alla disperata ricerca della salvezza, deve vincere assolutamente contro il Verona perché è penultimo, contro il Bologna perché è penultimo in classifica, e non vincere significherebbe praticamente arrendersi alla retrocessione. Il Bologna è a metà classifica, quindi tutto sommato la partita non conta tantissimo. Insomma, molti pensano che sarà una partita noiosa, che sarà una partita nervosa, che sarà una partita in cui il Verona cercherà con le unghie, con i denti, di racimolare i 3 punti, e invece viene fuori una partita folle con 9 gol. Vince il Verona 5-4. Io vi leggo quello che un tempo si chiamava la successione delle reti. Bologna in vantaggio al terzo minuto con Renato Olive, giocatore centrocampista che era sì un mediano ma non disdegnava le incursioni in area e faceva diversi gol ogni campionato. Un minuto dopo, al quarto minuto, il Verona ha già pareggiato con Salvetti, che era un altro centrocampista con il vizio del gol, poi anche rigorista, tirava punizioni, giocatore molto offensivo. Al 38esimo il Verona va in vantaggio con Ada Hilton, brasiliano dai piedi vellutati. L'autogol di Falcone porta il Verona sul 3-1. Poi segna ancora Salvetti all'inizio del secondo tempo, 4-1 per il Verona. Poi si scatena Signori che segna uno dei suoi 3 gol di questa partita, tripletta di Signori, segna il gol del Bologna. Al 72esimo segna Oddo su calcio di rigore per il Verona, che si riporta quindi a distanza di sicurezza, ma il Verona ha paura nel finale perché Signori segna altri 2 gol all'80esimo e al 90esimo, fissando il risultato sul 5-4. Vi faccio vedere il servizio dove ci sono i gol di questa partita. Vedete qui in grande c'è Salvetti che esulta con dietro Pagliuca che impreca come ogni volta che prendeva gol, anche se la squadra vinceva 16-0, lui prendeva il gol del 16-1, si innervosiva. A me piacciono anche i giocatori che fanno così. Qui abbiamo Signori che è l'altro grande protagonista, eccolo qui nel riquadro di qua, e poi ci sono i vari gol di questo Verona-Bologna 5-4, risultato incredibile. Ci sono anche le formazioni, se riuscite a leggerle qui dove io ho il dito, se riuscite a mettere anche pausa al video e a leggerle un po' tutte, io mi allungo il più possibile per farvele vedere, e qui un po' la panoramica con il risultato. Questo risultato qui consente al Verona di rimanere attaccato alla salvezza, perché la salvezza dice che il Brescia è praticamente salvo con 40 punti, poi dall'Udinese in giù sono tutte ancora in gioco, a parte il Bari che è ultimo a 20, Udinese 35, Lecce, Vicenza e Reggina 33, Napoli 32, Verona 31. Il Verona riuscirà a vincere la penultima partita a Parma 2-1 con gol di Cossato. Io vi avevo parlato di di Michele Cossato, Federico è fratello di Michele Cossato, l'uomo della provvidenza per il Verona in quella stagione, segnò gol decisivi, quello lì col Parma e soprattutto quello nello spareggio con la Reggina, perché succede proprio questo, che alla fine delle 34 giornate il Verona va allo spareggio con la Reggina, riesce ad agganciare la possibilità dello spareggio, vince lo spareggio contro la Reggina, vince 1-0 a Verona, perde 2-1 a Reggio Calabria, ma per la questione dei gol in trasferta si salva, il Verona si salva, il Bologna arriva 10° in classifica, non aggancia neanche l'Europa, una stagione molto deludente dopo le 2 precedenti che invece per i rossoblù erano state molto positive, prima con Mazzone, poi con Guidolin allenatore del Bologna, allenatore del Verona invece è Attilio Perotti, che vi faccio vedere anche qui nell'album.
allenatore del Verona con scudetto del Verona e squadra schierata dei gialloblu. Eccolo qui, adesso vi faccio vedere anche la rosa del Verona. Iniziano ad esserci nomi importanti, inizia ad esserci Camoranesi, come vi ho detto c'è Ada Hilton, ci sono i due Colucci, Leonardo Colucci e Giuseppe Colucci, c'è Vincenzo Italiano che vi faccio vedere, che è l'attuale allenatore del Bologna, peraltro c'è Oddo, eccolo qua, Italiano, che quindi affrontava quella che un giorno sarebbe diventata la sua squadra da allenatore, senza che ovviamente nessuno lo sapesse, compreso lui. E qui c'è l'ultima pagina con gli altri giocatori, con gli attaccanti, c'è un giovanissimo Girardino, c'è Bonazzoli e c'è Adrian Mutu. Eccoli qua. Adesso vi faccio vedere il Bologna di Guidolin, stagione abbastanza anonima per i rossoblù, che chiudono al 10° posto. Questo è il Bari. Ecco il Bologna con lo scudetto, la squadra schierata. Tra l'altro c'è una particolarità di quell'anno del Bologna che non mi era venuta in mente perché aveva giocato in bianco. Il Bologna quell'anno, invece di giocare con la classica maglia a bande verticali rossoblu, gioca con una maglia a quarti rossoblu, come se fosse il Genoa o il Cagliari. Lo vedete qui nella figurina della squadra schierata, una scelta che non è che piacque moltissimo ai tifosi del Bologna, che non è che furono molto contenti di quella scelta, tant'è che da allora non venne mai più riproposto. Sponsor tecnico del Bologna scelse fece quella scelta, insomma, che non piacque moltissimo ai tifosi. Vi faccio vedere anche il resto della squadra. C'è Pagliuca in porta, c'è Julio Cruz al primo anno in Italia, e c'è Olive di cui vi ho parlato prima. Eccolo qui, faccio vedere gran parte dei giocatori del Bologna, poi andiamo a vedere l'ultima pagina con gli attaccanti. Questo qua è il Bologna. E adesso andiamo a vedere gli attaccanti con Giacomo Cipriani. Anche sarebbe qualcosa da dire su di lui, un attaccante che era veramente fortissimo, ma non ha poi mantenuto le attese. C'è Oliveira e c'è Signori. Un giorno parliamo di Giacomo Cipriani, soprannominato anche il bello del gol perché piaceva molto alle donne, soprattutto di Bologna, era anche molto giovane. E poi ci sono Oliveira e Signori. Questo il Bologna 2000-2001, questo Verona-Bologna 5-4 della stagione 2000-2001. Vedremo come finirà Verona-Bologna di questo fine settimana, chissà quanti gol ci saranno, dubito che ce ne saranno 9, ma mai dire mai, anche perché il Verona mi sembra che quest'anno in fatto di gol, soprattutto subiti, non abbia lesinato. Però staremo a vedere e vedremo anche quale partita porteremo la prossima settimana. Vi ricordo che ogni settimana noi parliamo di una partita del passato riferendoci a una che si gioca nella giornata appunto di questa settimana, così alla fine poi vedremo quanti anni avremo ricordato, quante partite avremo portato. Questa è Verona-Bologna che vi ricordo è finita 5-4 alla fine di maggio del 2001. Vi ricordo di iscrivervi al canale che è gratis e di lasciare like, commenti che è sempre gratis, e di seguire anche i nostri social, il Popolo del Calcio anni 90 che è su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio che è il blog dove ci sono tante curiosità, ecco ad esempio sulle maglie, e c'è la curiosità sulla maglia del Bologna 2000-2001 se andate a fare la ricerca, sulla Serie A attuale, i ricordi del passato come quelli che vi racconto qui, e anche i consigli sul fantacalcio. Mi raccomando, iscrivetevi e noi ci vediamo presto.